Sapete che all'interno del comune di Ramacca vi è una frazione chiamata Libertinia? Venite con me. Siamo nella piana di Catania e qui una volta era tutto un latifondo incolto, destinato prevalentemente al pascolo. Siamo nel 1922, quando il barone Gesualdo Libertini decide di realizzare un piccolo centro rurale nel feudo di Mandre Rosse, con l'intento di valorizzare i propri possedimenti, troppo lontani dal centro di Ramacca. Beneficiando di alcuni contributi, furono costruite le prime case coloniche, inizialmente 60 case, e dai lavoratori giunti a Libertinia si offriva un contratto di concessione per 29 anni, con l'obbligo di piantare vigne, gelsi, mandorli ed ulivi. Le case erano costituite da 2 vani, per un totale di circa 47 metri quadri, e ad ogni famiglia era inoltre concesso un cortiletto ed un pollaio. Nasce così il borgo di Libertinia, che prende il nome dal cognome del suo fondatore, Gesualdo Libertini, il quale fece in modo che qui vi potessero essere tutti i servizi essenziali alla vita del contadino, quali una caserma dei carabinieri, una piccola scuola frequentata da 40 alunni, una posta, un mulino, il mulino San Marco, una grande stalla per il ricovero degli animali e un acquedotto per l'approvvigionamento idrico. Furono immesse inizialmente 40 famiglie coloniche che sotto la guida di imprenditori agricoli trasformarono 1000 ettari e più in un centro di produzione ad altissimo livello. Dopo la guerra furono distribuiti a contadini e non 47 appezzamenti di terreno per circa 250 ettari e altri piccoli appezzamenti furono comprati dai coloni che già erano sul posto. Tuttavia, dal 1940, con la morte del suo fondatore, il barone Gesualdo Libertini, le problematiche a Libertinia aumentarono sempre più a causa dell'arretratezza in cui il borgo versava. Le case, costituite da 2 piccoli vani e una stalla, erano spesso in condizioni igieniche carenti e accoglievano tra le 7 e le 8 persone. L'insegnamento scolastico si svolgeva con un misero arredamento di fortuna e il rifornimento idrico era spesso saltuario, a causa di problemi legati alla conduttura. Nonostante l'ERAS, ente riforma agraria siciliana, prese in carico la situazione per garantire una vita migliore agli abitanti di Libertinia, le varie lentezze e lungaggini burocratiche costrinsero gli abitanti di Libertinia ad abbandonare gradualmente il borgo, vendendo i propri lotti. Se nel 1962 a Libertinia vivevano 700 abitanti, ad oggi poco meno di un centinaio. Ad ogni modo, Libertinia ad oggi è conosciuta a livello internazionale per il CREA, Centro di Ricerca e Sperimentazione di Cerealicoltura e Culture Industriali, che da 30 anni studia e riproduce grani antichi e moderni, che, unitamente all'innovazione, consente di conservarne la tipicità e la tradizione. Ci si vede per un prossimo video, ciao!